Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ottavo estratto dalle lezioni che tengo ai corsi di Veneto Formazione. Vi ricordo che se volete approfondire l'argomento di questo video e diventare dei web designer, sviluppatori, WordPress e compagnia bella, potete iscrivervi a uno dei nostri corsi online o in sede presso le sedi di Treviso e Padova, e nella descrizione del video trovate come usufruire del mio codice sconto, un coupon di 200 euro che vi permette di avere appunto uno sconto su quello che è il prezzo finale del corso. Non di meno vi ricordo di iscrivervi al canale se avete piacere di seguire tutte le altre lezioni, andate a rivedervi ovviamente le precedenti prima di iniziare questa, e obiettivamente lasciarmi tutti i commenti del caso, un like se avete piacere, insomma aiutarmi a far crescere questa community così che io possa fare un sacco di altri meravigliosi video, ok? Grazie mille, intanto bentornati e noi ci vediamo dopo la sigla. Bene, allora ben ritrovati ragazzi, noi oggi parliamo di liste elenco. Quindi cosa sono le liste elenco? Sono delle liste elenco, cioè quello che esattamente dice il nome. Quindi sono dei marcatori che ci permettono di creare delle liste all'interno delle nostre strutture, dei nostri contenuti. Le liste elenco si dividono in due categorie: abbiamo le liste ordinate, le OL, e le liste non ordinate, le UL. Allora, ognuna di queste fa da apertura e da chiusura per delle dinamiche, e all'interno della OL o della UL troviamo in entrambi i casi il marcatore LI, il marcatore list, quello che fa da singola voce. Allora andiamo a vederle nello specifico ed entriamo un attimino nel meccanismo, così da poter poi andare a approfondire anche due o tre cose che avevamo lasciato in sospeso nella lezione precedente, come vi avevo detto. Allora, la OL è un marcatore di blocco che mi fa da contenitore per la lista. Se vado a creare un po' di voci della lista, facciamo 4 voci tipo, ok, e qua andiamo a scrivere voce della lista con molta fantasia, è né più che né meno una lista ordinata, mentre dall'altra parte, del lato scuro della forza, abbiamo la lista non ordinata che si chiama UL. E la UL, vieni qua che correggo, invece ha le stesse identiche caratteristiche, solo che ci mostrano due modalità di visualizzazione diverse. Allora, andiamo a vedere lanciando l'anteprima del browser. La OL è quella che tecnicamente ha i numeretti, mentre la UL è quella che ha i pallini. Al momento non si vede né uno né l'altro. Per poter visualizzare un po' di roba ci spostiamo un attimo nel foglio di stile. Allora, nel mio foglio di stile vado a richiamare sia la OL, virgola, sia la UL, e li vado a spostare un attimo, margin left, facciamo una cinquantina di pixel, e poi diamo entrambe anche un po' di margin bottom, che così si staccano una dall'altra e le possiamo vedere meglio nello specifico. Eccole qua. Allora, quella sopra è la OL, che vedete ci assegna i numeretti per ogni singola voce della lista. Quella sotto invece è la UL, che assegna invece i pallini. Va detto che ognuna di queste ha una serie di proprietà del foglio di stile che ci permettono di cambiare praticamente tutto, quindi volendo potrei far diventare una UL una OL e una OL una UL. Non ha alcun senso ovviamente. Quello che altresì possiamo vedere è che le singole voci della lista sono a loro volta dei marcatori di blocco che accettano tutta la formattazione che abbiamo già visto per i testi come gli H, i P e compagnia bella. Ok, allora vediamo le voci delle singole liste e cerchiamo anche di capire perché i pallini e i numeretti erano esterni a quella che è la nostra struttura. Torno nel mio foglio di stile, adesso faccio lavoro direttamente sulla UL, ok? Tanto per la OL è uguale. Allora, la UL la vado a formattare, abbiamo una serie di proprietà, vedete? List style type, list style position, list style image. Allora, list style image eliminiamolo, non lo uso da 1000 anni, è quello che ci permette di andare a caricare un'immaginina al posto degli eventuali pallini, numeretti, quadratini e compagnia bella, che invece possiamo scegliere attraverso list style type. E questa è tutta la lista delle cose che possiamo assegnare. Non di meno, le UL svolgono anche un altro importante compito, perché sono obbligatorie per creare i menu di navigazione, e nei menu di navigazione la prima roba che andiamo a togliere sono assolutamente i pallini. Lo vedremo un attimino dopo. Allora, se ad esempio andassi ad inserire uno square al posto
del default, quello che potrei andare a vedere sotto è esattamente questo, vedete? Si è creato il quadratino al posto del pallino che c'era prima. La seconda opzione che andiamo a vedere, anche in questo caso la vediamo all'interno della nostra UL, è la position della lista, cioè inside o outside. Abbiamo visto che di default i pallini, quadratini, numeretti e compagnia bella sono outside, quindi sono fuori da quello che è il margine del testo su cui andiamo a lavorare, mentre se li vado a definire inside, questi andranno a essere considerati interni al contenuto. Spiego meglio con un esempio. Allora, se io andassi a prendere qua e vado ad inserire del lorem ipsum per creare del contenuto, e quindi inevitabilmente ho del contenuto importante, se io qua vado ad inserire outside e salvo, vedete che la mia voce della lista, quando va a capo, il pallino viene considerato esterno, non è neanche selezionabile ovviamente, come non lo sono questi. Questo mi permette di avere ovviamente una visualizzazione dei singoli contenuti delle liste molto più pratico rispetto a quello che può essere invece l'opzione inside, che comunque possiamo andare ad inserire, però rende a mio avviso un po' meno pulita l'esperienza dell'utente nella visualizzazione dei contenuti. Vedete? Adesso il mio pallino, che comunque barra quadratino, che comunque non è selezionabile, fa parte del contenuto, è interno, e quindi quando vado a capo, vedete, succede questo. A me questa situazione obiettivamente non piace. Altra cosa importante che dobbiamo sapere delle liste è di non fare l'errore che ogni tanto vedo, intanto torno outside, che ogni tanto vedo di andare a gestire la lista all'interno di un paragrafo. No, non funziona così. Quindi quando io devo fare una lista, semplicemente faccio il mio paragrafo e metto il testo, chiudo il paragrafo, parto a fare la mia lista e poi riapro il paragrafo e riparto a fare testo, ok? Quindi la UL non va dentro i P, come ogni tanto erroneamente vedo in qualche sitino dove magari hanno incastrato cose, ok? Ritorniamo nuovamente indietro e adesso andiamo a vedere un attimino le liste. Questa cosa che farò in generale sulle liste andrà a influire sia sulla UL che sulla UL, ok? Inevitabilmente. E sto parlando semplicemente di quelli che sono le proprietà che possiamo assegnare. Quindi se io scrivo LI e vado ad assegnare font size, che ne so, 20 pixel, vedete che tutte le mie liste, che sono dei marcatori di blocco, ovviamente, subiscono questa variazione. Non di meno, ovviamente, le liste possono essere modificate di display, se volessi andare ad allineare per utilizzare una situazione orizzontale, lo posso fare tranquillamente. Vedete che questo ha già tolto anche i pallini e i numeretti. Torniamo indietro un attimo e poi a ognuna di queste, che ripeto accetta tutte le formattazioni del testo e mi servono anche per creare dei pulsantini se voglio, posso andare ad assegnare tutta una sequenza di id e classi, e questo lo sappiamo, l'abbiamo visto più volte. Ma un'altra cosa estremamente importante che posso fare è modificare, e grazie a questa cosa impariamo delle dinamiche che ci saranno molto utili e che sono valide anche per altri elementi, come lavorare sulla prima, la seconda, l'ultima voce, le voci pari, le voci dispari e compagnia bella, ok? Allora, creiamo un po' più di contenuto in questa qui. Vado ad inserirmi un po' di voci di lista in più, così la facciamo un po' più sostanziosa. E questo è l'ovvio risultato, ok? Allora io prendo, adesso lavoro proprio singolarmente sulla UL, prendo la UL LI e gli dico 2 punti first child e vado a dare un colore, che ne so, un colore rosso. Questa pseudoclasse mi permette di elaborare la prima voce della lista. D'altro canto, ovviamente, con lo stesso presupposto, abbiamo il last child, che mi permette di andare a lavorare sull'ultima voce della lista. Molto comodo se abbiamo un inizio e una fine che devono essere diversi da come siamo abituati a vederli di solito, da come è la visualizzazione di tutto il resto. Poi abbiamo la possibilità di lavorare anche su una singola voce della lista, nth child, e quindi andare ad indicare il numero, che ne so, la voce numero 4, ok? Ma una cosa veramente figa di nth child, a mio avviso, è il fatto di poter lavorare con even, quindi tutte le voci pari, o odd,
tutte le voci dispari. Questo ci permette di automatizzare eventualmente la modalità di visualizzazione che alterna i colori per permetterci di vedere meglio quello che stiamo facendo. Questo è quanto per quanto riguarda le liste intese come singole liste. Adesso andiamo a vedere invece come funzionano le liste elenco intese come applicabili a un menu di navigazione, cioè i menu dei siti web che devono essere a norma, che vogliamo siano a norma, devono essere creati all'interno di una lista elenco. Quindi un menu lo creerei in questo modo: il marcatore nav, che vedremo più avanti, che va a determinare che lì c'è un menu di navigazione principale. All'interno andrei a mettere una UL a cui posso assegnare anche una classe menu in puro stile WordPress, dopodiché la singola voce della LI a cui vado ad assegnare il marcatore A all'interno, questa è la procedura corretta, e poi vado a scrivere la voce della singola lista. In questo modo sto creando un menu di navigazione: about, blog, contact. Cosa succede in questo momento? Beh, vediamo quello che è ovvio, vediamo che le nostre voci sono qui, ok? E sono ovviamente tutte una sotto l'altra. Qui è a tutti gli effetti un menu verticale, come possiamo vedere. Non vedo i pallini perché sono esterni, perché ho tolto la formattazione. Allora, come vado ad agire su questa? Beh, posso agire in un sacco di modi, però a dispetto di quando abbiamo visto il marcatore A, che semplicemente lavoravamo le pseudoclassi del marcatore A, link, visited e compagnia, ma vi avevo detto il menu però non è a norma. Ecco, questo qui invece è un menu che è a norma a tutti gli effetti, cioè questo è un menu fatto seguendo le pratiche per come Google e tutto il mondo del web pretende ed esige che un menu sia creato. Oltre a questo possiamo anche andare ad indicare una classe, che ne so, current, che mi vada ad indicare la voce di menu in cui mi trovo, la pagina in cui sono in quel momento, ok? Quindi se fosse in about, questa si dovrebbe spostare su about. Allora, a livello di formattazione poi si tratta semplicemente di sbizzarrirsi, ok? Quindi intanto vado a prendere la UL e tolgo assolutamente e rigorosamente i pallini, listyle o listyle type none, ok? Poi prendo la UL che si chiama .menu, avrei potuto scriverlo anche sopra, obiettivamente LI, e vado a dirgli: guarda, voi andate in display inline o inline block come abbiamo visto prima, e poi andiamo ad inserire un po' di padding per creare lo spaziettino, facciamo una ventina di pixel sui 4 lati, per creare qualcosa che assomigli vagamente a un menu di navigazione. Il padding non mi viene preso perché l'elemento è inline, quindi se faccio inline block funziona sicuramente meglio. Vedete? Allora mi prende lo spazio e poi vado a lavorare sul marcatore A. In questo caso potrei andare a dire al mio marcatore A.menu A di togliere la decorazione del testo, tag decoration none, e di dare un colore, anche il rosso che avevamo visto prima, e dopodiché potrei andare ad assegnare alla voce della pagina in cui sono, in questo caso potrebbe essere tranquillamente la home page, il menu.current A, gli vado a dare magari il text decoration underline, anche se ovviamente non è una cosa bella, ma è giusto per capire, ok? Quindi mi indica la pagina in cui sono, e poi vado a fare il link, anzi vado a fare l'over ovviamente, e metto insieme tutti i codici di quello che mi serve. Insomma, lì si mette insieme poi tutto quello che un po' alla volta stiamo imparando di lezione in lezione. Nel frattempo ovviamente sentite di sottofondo i miei cani che stanno facendo un festone, non li taglio perché non ho voglia di dire tutto da capo, ma quindi poi andrò a prenderli a testate. Oggi non mangiate, maledetti, ok? Ovviamente scherzo. E detto questo, cosa abbiamo ancora da poter vedere riguardo alle liste elenco? Niente, questo è un menu fatto come Dio comanda. Cosa molto importante, ultima e poi chiudo, è ricordarsi che quando vado a fare un link, adesso andiamo un attimo a tirar via sta roba nel foglio di stile e torniamo un attimo, facciamo un passo indietro e lasciamo le nostre liste magari una sotto l'altra, quindi senza metterle in display inline, ma le lasciamo semplicemente in block. Vedete che nel nostro caso la lista, il link finisce
dove finisce la lista, perché un marcatore in linea come il marcatore A si trova all'interno del marcatore di blocco. Ecco, cosa che non dobbiamo mai fare è sbagliarci nell'andare ad incastrare, questa cosa non so se magari l'avevo detta in un altro video, male che vada, fate finta di niente, tanto sapete che ho l'Alzheimer. Se io faccio una cosa del genere, ovviamente questa cosa crea quel piccolo problema tecnico per cui questa voce, guardate la manina, finisce qui, ma questa occupa tutto lo spazio disponibile, quindi il mio link se ne va beatamente a mignotte fino alla fine della nostra strutturazione. Quindi questa cosa ovviamente, come potete immaginare, non è il massimo e perciò dobbiamo seguire la logica corretta. Il marcatore A va dentro il marcatore LI, come da figura. Bene ragazzi, allora anche per questa lezione è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana dove inizieremo a parlare di quegli elementi che vanno a comporre il layout, nello specifico i div e i marcatori semantici, se non viene fuori un video da 75 minuti, ok? Altrimenti lo divido in due e pace all'anima. Grazie mille per avermi seguito, noi ci vediamo alla prossima e come sempre see you next time guys.